Ancora un buongiorno e ben trovati all'appuntamento con A Voi la Linea, missione istituzionale nel Friuli Occidentale per la Presidente del Senato Casellati, che ha visitato questa mattina il CRO di Aviano. Intanto molte emozioni. Questo è un centro di riferimento nazionale ed internazionale, ma quando uno in sanità parla di progetti, parla di professionalità, di formazione, di ricerca scientifica, ma soprattutto di umanizzazione. E allora quello che mi colpisce moltissimo di questo centro è quello che si definisce la presa in carico del paziente e quindi questa attività personalizzata per queste persone che sono affette da malattie gravi. E sappiamo quanto l'aspetto psicologico e relazionale possa influire anche sulla malattia e quindi sul fatto di contrapporsi, per così dire, di resistere, di avere quella forza anche di carattere che è una terapia. E qui interagiscono vari centri, perché la simbiosi col territorio è una delle peculiarità, ma c'è anche una forza del volontariato che accompagna questi ragazzi, questo esercito invisibile, che è una delle eccellenze anche queste italiane, e che accompagna questi ragazzi nel loro percorso. E ho visitato questa sala che è una sala dove i pazienti si incontrano, dove leggono, dove scambiano le loro impressioni, dove svolgono alcune attività anche ludiche e poi lasciano i loro pensieri in questa striscia che racconta la loro vita, le loro emozioni e la loro gioia quando escono. Per di più c'è questo raccordo costante con le famiglie, questa volontà anche del personale medico, infermieristico, sanitario in generale, di farli uscire nei fine settimana in modo da non far sentire a loro il peso di una malattia e di tenerli in una sorta di costante normalità, laddove questa malattia di normalità non ha nulla. Quindi veramente un progetto integrato che è straordinario. Io sono rimasta molto molto colpita. Oggi in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale delle api. Nella nostra regione 147 le aziende che operano in questo comparto, il 34% in più rispetto al 2017. Ci sono anche tanti giovani, ma questi dati positivi si scontrano con quelli negativi dovuti al cambiamento climatico. Ne abbiamo parlato con il presidente del Consorzio Apicoltori della provincia di Udine. Che significato ha innanzitutto la giornata mondiale delle api indetta per oggi 20 maggio? È una giornata importante, è un riconoscimento al lavoro gratuito e operoso che le api fanno in tutto quanto il mondo, perché grazie a loro e anche a altri impollinatori, ovviamente mica soltanto loro, il mondo può fruire di tutte quanta la frutta, di tutte quante le verdure che necessitano dell'impollinazione delle api. Dobbiamo ricordare quest'altra attività che molto spesso viene sottaciuta da parte delle api, che è quella dell'impollinazione. L'impollinazione è fondamentale per l'andamento del mondo e anche per la biodiversità delle specie. L'importanza quindi di portare a conoscenza il lavoro fondamentale svolto da queste straordinarie impollinatrici, ma anche portare all'attenzione dell'opinione pubblica quelle che sono le problematiche legate al comparto. Quali sono? Il cambiamento climatico che purtroppo incide moltissimo, ma noi poco possiamo fare se gli stati non si mettono d'accordo e fanno qualcosa di effettivo. Poi anche la minaccia che viene data da una certa gestione nell'ambito agricolo, anche se devo dire la sincera verità, oggi come oggi un'altra agricoltura credo che stia prendendo il sopravvento rispetto a quello che era l'agricoltura
come si faceva 20-30 anni fa. Un altro fattore importante è la mancanza di cibo da parte di questi preziosissimi insetti, perché sempre più si sta ricorrendo a monocultura o 1, 2, 3 culture. Infatti se noi vediamo qua in Friuli c'è solamente mais, soia e frumento. Nel mese di marzo, un mese particolarmente difficoltoso dal punto di vista della siccità, ci disse per la prima volta dobbiamo dare da mangiare noi alle api e viceversa. A distanza di 2 mesi cosa possiamo dire a riguardo? Noi a distanza di 2 mesi dobbiamo dire innanzitutto ringraziare la Regione che si è adoperata e ci ha offerto un buon sostegno. E dobbiamo dire che la cosa è completamente cambiata, nel senso che quest'anno le api prosperavano e prosperano, la stagione è giusta, c'è stata una fioritura di acacia fantastica, il tempo giusto, l'acqua anche giusta nei modi giusti e quindi le nostre api stanno raccogliendo come pazze, dico io, perché vanno avanti e indietro e noi possiamo vedere che per la prima volta ci sono 3 melari, addirittura 2, la norma 3 melari nei nostri apiari, il che significa che hanno importato tantissimo, hanno importato la cacia. La produzione di miele, come le dicevo prima, si prospetta bene per questo periodo. Poi se continua l'andamento siccitoso, con mancanza di acqua e pioggia, eccetera, le cose peggiorano perché ovviamente le api hanno bisogno di mantenere un certo calore all'interno della famiglia e questo calore poi viene abbassato se troppo elevato tramite acqua. E ora andiamo a Marina Iulia, in una delle 2 spiagge della regione riservate a cani e gatti, ma anche a qualche animale curioso. Sentiamo Daniele Paroni. Grazie della linea, siamo a Marina Iulia e siamo a ridosso della spiaggia di Pippo. Sono con Franca Piacenza, una amica degli animali da tantissimo tempo. Signora, qui il posto è ampio, accogliente per un centinaio di animali. Sì, esatto Daniele, qui la spiaggia è attrezzata solo per gli amici a 4 zampe, noi diamo l'ombrellone con 2 lettini, la ciotola, il guinzaglio di lunghezza esatta e il lettino per il cane. Ci sono le docce per risciacquarli quando escono dall'acqua di mare, c'è un piccolo pet shop e c'è il ristoro per le persone. Senta, l'affluenza com'è? Ma diciamo che adesso è il 3° anno, tra Covid e non Covid, e comunque stanno iniziando ad arrivare persone, anche stranieri, anche di Monfalcone, Trieste, quindi siamo contenti di questa struttura. Lei mi ha anticipato i clienti da dove arrivano. E Trieste tanti, Monfalcone ma anche parecchi tedeschi adesso stanno arrivando. Sì. Chi ha un amico a 4 zampe di fatto non può andare sulla spiaggia libera? No, allora qui a Monfalcone ci sono dei tratti di spiaggia libera dove possono andare col cane ma non può entrare in acqua, invece qua c'è proprio la concessione per poterli fare entrare in acqua in qualsiasi orario della giornata. Senta, si parla di accessibilità, il mondo animale, in questo caso i cani, come è cambiato l'approccio? Il mondo del cane, diciamo degli animali, perché noi accettiamo anche i gatti, quindi da noi arrivano qualsiasi tipo di animale, non abbiamo distinzione né di razza e nulla. E adesso diciamo che su 10, 8 hanno l'animale con sé. E allora ricordiamolo, da dove siamo? Franca? Siamo a Marina Iulia, Monfalcone, la spiaggia di Pippo. Dalla spiaggia di Pippo è veramente tutto, col supporto tecnico del nostro Simone Caramaschi restituisco la linea allo studio. Grazie Daniele, noi ci fermiamo qui, a voi la linea torna lunedì alle 13 dopo l'appuntamento con In Giro. Grazie per averci seguito e buona giornata.